Sono Nevina Pirisinu, vivo a Gavoi, lavoro a Gavoi, mi occupo di rilegatura di libri, di tesi, tutti i lavori fatti a mano. Mi piace giocare con la carta, con misure particolari, con materiali particolari, insomma creare qualcosa di unico e di personalizzato possibilmente. Sono partita come pellettiera. Ho fatto un corso di pelletterie artistiche, mi sono fermata perché è arrivata la famiglia, quindi ho fatto la scelta di occuparmi prima di loro e poi sono ripartita più o meno 2 anni fa. Ancora prima ho iniziato come hobbista, dopo aver fatto un corso di una settimana così ho scoperto questa passione della rilegatura, un corso che è stato fatto qui. Ho cercato delle persone che potessero insegnarmi a fare questo mestiere proprio del rilegatore. Non trovando niente qui, mi sono spostata a Vicenza. Quindi l'anno del Covid, nel 2020, più o meno ho fatto 4-5 corsi di rilegatura così. E niente, poi da lì insomma sono partita per 1 anno e mezzo più o meno come hobbista per vedere un po' come andava, se poi effettivamente c'era anche il riscontro sui lavori che facevo. E da lì insomma ho visto che piaceva questo lavoro così. Quello che mi piace di più è il momento che inizio a rilegare, tagliare, piegare i fogli, li faccio tutti a mano, a parte alcuni lavori magari che faccio più infine, quindi magari faccio una rifilatura nei lati, insomma per allineare bene le pagine, se no cerco di lasciarli naturali, quindi con la piega, col taglio, quindi un po' quella sfilacciatura della carta, magari alternato un fascicolo all'altro per dare questo gioco così, però questo, piegare la carta, cucirla, mi dimentico del tempo. Grazie al GAL sono riuscita a partire perché comunque c'era bisogno di una certa liquidità per prendere non solo i macchinari ma anche le materie prime, quindi cartoni, le carte decorate, tutte quelle cose comunque che servivano per partire. Un macchinario in particolare che ci serve proprio per rifilare il blocco libro, soprattutto quando ci sono anche le tesi che vanno rifilate, può essere utilizzato questo macchinario per fare un lavoro più fine, insomma più rifinito. Io ho trovato un ottimo supporto da parte del GAL perché comunque il contributo del GAL è quello che comunque serve per partire, proprio un sostegno economico e un supporto, perché comunque dal GAL abbiamo avuto anche supporto. Se dovessi consigliare a qualcuno che si è fermato come me, consiglierei proprio di reinventarsi, magari anche trovare un modo di rispronare, di suscitare nuovamente, risvegliare un po' quell'interesse e quella passione, però provare, tentare, perché comunque il mercato c'è, il territorio ci permette anche di fare qualcosa e dobbiamo farlo ripartire.